Oh, buongiorno Italia, ma guarda una roba. Questa è la mia piantina che si è morta subito, probabilmente non so cosa gira dentro sto camper qua. Ma guarda qua. No, non tanto il ciappimpa, versa che si blocca la prima mattina, se normale. Ma guarda, porca puttana, questa è a seconda giornata di pioggia cattiva, secondo il Trabimeteo. Ultimamente non mi imbrocca mia una, eh? Cioè, guarda che misterio, capivo sì do nuvole, ma la faccia della piova. Ho capito sì, ma sono due nuvole, ma la faccia della pioggia non manca qua. Ah, porco cane, si sente da prima mattina che va al bar, è possibile? A parte che noi, ripeto, non si vedo più. Io lo ripeto che magari, spero che lo si sia capito, ma se qualcuno non lo ha capito, ce la siamo legata, in particolar modo io, perché posto ce n'era in abbondanza e ce n'è ancora in abbondanza. E tu vieni in un tavolo pagante, tra parentesi, a quel che te paga De P, tra l'altro, quindi il tuo miglior cliente della giornata, che stesse in estate, non in stagione, non potete fare ste robe, adesso chiudiamo un occhio, ma tasi su, cioè casomai lo dici nel caso in cui noi veniamo anche in stagione e dovessero esserci i parcheggi pieni. Lì avrebbero anche tutte le ragioni, insomma, però detto con gentilezza, perché il discorso è: non state facendo nulla di male, pagate come tutti gli altri, però gli altri magari stanno un'ora e vanno via e si danno il cambio. Voi parcheggiando lì col camper state tutta la giornata o 2 giorni, hanno ragione. Detta così, cioè o meglio, questo è il concetto, detta poi gentilmente, espresso questo concetto gentilmente, fa sì che noi ovviamente diciamo: ma ha perfettamente ragione cara dal signore, o andiamo nell'area camper a pagamento o andiamo a parcheggiare da un'altra parte, cioè hai capito come cazzo cambia? Mentre così, senza motivo, perché c'è un 1000 parcheggi liberi, ci ha fatto incazzare a merda e fatto sì che qua non ci torniamo, porca puttana. Ieri ho fatto anche tardi perché ho seguito una conferenza di Galimberti registrata su YouTube, no? E poi detto, lo vedi che lui che mette l'anima per stringere, però giustamente quando affronti certi argomenti non puoi omettere certi passaggi, certe riflessioni, altrimenti casca tutto il palco, no? Hai capito? Aspetta, e che c'è anche il cambio all'ora? Oh, bella cazzo! Guarda la stampa, prova a vedere come ti sembra. Io capivo il pomeriggio. Comunque dai, nonostante le 2 giornate di pioggia previste dal 3B Meteo, hanno andato anche bene, eh? E ride una roba, mi piace andare lì per Tosano con gli amici e fare la spesa. Fermi, ciapa, ecco, vai, ripeti da capo, vai. Le solite patatine fritte. No, da capo, la frase epica, solenne, che Mosè aprì il cielo, tutti taserono su, perché Marco Calogno doveva dire che... C'è tracce No, di che avevo crostacei. ragione, Dio caro! No, io dico quello che leggo, non che hai ragione. Sì, no, vi detto che avevo ragione perché sa da No, pesca, ho detto vi che- dite che sapeva da pesca, sa sardè, dai. Sa. Non era Picasso, che stile lavora che bello, il T4 là, cos'è che era? Che stile era Marco? Naif. No, coso, Tu quel che... dice Picasso, poi dite che cosa. Ma no, Dio Ti caro. rovina tutto. Quel che fea... Picasso. No, Andy Warhol, no, invece era di Andy Warhol secondo me. No, è troppo. No? Bello. Ah, che bello! Da quant'è che non pioveva così? Forse questa cosa l'avrei già sentita dire, ma la pioggia in camper è una strafigata unica. Tu ti chiederai perché? Magari tu che ti devi prendere il camper, ti fai sto domande qui, perché? Non so, mica posso essere tutto, non so, però se... Boh. Ti senti? Ecco, forse,
ti senti sia vulnerabile che protetto allo stesso tempo. Quindi un po' come quella sensazione che ti dicevo di trovarsi sulla palla, no, di metallo di Jurassic World in mezzo ai dinosauri. Cioè sei in mezzo ai dinosauri ma sei protetto dalla palla, una roba del genere. CP, che crede qualcuno? No? Senza far nomi, un piccolo aneddoto sulla filosofia, così, perché adesso devo andare a lavorare, o meglio voglio andare a lavorare. Una volta un psicologo di fama mondiale, per dire la verità sta frase l'ha detto più di un individuo, vabbè, prendiamo quello lì in particolare. Una volta uno psicologo di fama mondiale espose, diciamo, un ragionamento, ok? E tutto il mondo, cioè, tra virgolette, si chinò ai suoi piedi, della serie per la scoperta, l'intelligenza, eccetera, eccetera. E loro, ma in questo caso lui, disse: ma guarda che sta roba l'aveva detta migliaia di anni fa un filosofo, solo che sai, il filosofo per la gente è uno che parla d'aria, no? E questa è stata la rovina dell'uomo. E mentre il medico, cioè, ha la carta, ha l'attestato e gli dice che lui può operare nel campo fisico, per quanto uno possa essere uno psicologo, hai capito? Sotto quell'aspetto la gente vede comunque il tutto come una malattia del cervello e pertanto una cosa fisica. Pertanto pensa a quanto l'uomo ha perso non avendo portato avanti la filosofia. Ma la filosofia, attenzione, non è quella che si insegna nelle scuole di oggi, che ti insegnano cosa ha detto Tizio, cosa ha detto Caio, quando, come, eccetera, eccetera. O meglio, non sarebbe proprio quella la scuola di filosofia. La scuola di filosofia è la scuola che ti insegna a filosofare. Filosofare cosa significa? Perché ti insegna a cazzeggiare, no? Filosofare significa pensare. Ma veramente te la riassumo all'estremo. Significa proprio pensare. Imparare a pensare liberi, ok? Utilizzando pure delle nozioni, però non dei ragionamenti altrui che hanno portato a certe definizioni. In più, insomma, vabbè, dopo non dilunghiamoci, il costante mettersi in discussione, il continuo mettersi in discussione. Tipo, che bella giornata. Oggi diciamo che la Terra è rotonda, per carità. Sarà anche vero o no? Io stupidamente sono convinto anch'io che è rotonda, però perché io dico che è rotonda? Cioè, l'ho mai vista? Cioè, conosco le logiche, le numerose logiche che portano chiunque, seppur non vedendola, a dire è indiscutibilmente rotonda. Perché? No, non le conosco, perché sono ignorante come una merda sotto questo aspetto, hai capito? E quindi è importante con la filosofia arrivare innanzitutto anche a dire queste robe non so, queste robe non arrivo, ma o arrivarci pian piano, ma in sostanza, proprio quello che ti ho appena anticipato, a capire ciò che riusciamo a capire e non capire, ok? Non mi dilungo oltre, anzi no, l'esempio è dovuto perché l'esempio semplifica sempre la vita in una maniera estrema. Ti su Facebook te me leggi che a terra è piatta. Perché? È perché l'ho gradita Tizio. Chi è Tizio? Lo conosci Tizio? Ci hai parlato? Avete analizzato assieme la storia? Siete andati a vedere la Terra se era effettivamente piatta? Avete preso una barca? Siete andati a vedere? Capisci? È così tutte le cose della vita. Tu ti limiti, ti distruggi, metti una croce sul tuo cammino evolutivo quando credi di saper tutto. Quella è proprio la tua rovina, quello è il distintivo della tua ignoranza, della tua stupidità. Pensa che una volta da me in un bar, ma no vabbè, non è che c'era in un bar, è vero, sì, però è un detto popolare, che il saggio sa niente, l'intelligente, diciamo, sa poco, ma forse era il colto sa poco, adesso non mi ricordo precisamente le parole, e il mona sa tutto, il mona è stupido, sa tutto quanto. E questo si collega al discorso che io ti ho appena fatto. Il CP con l'osso più grande di lei. Tanto non lo mangia neanche, lo lecca e basta, no appi i denti. È il CP che beve.
quando sono al telefono con i clienti la senti che scatarra e fa tutti i versi. 21:46, figurati adesso, io quando ero dipendente facevo le 21:46, ho fatto anche le 3 di notte, per carità di Dio, però voglio dire, porca miseria, cioè lo faccio proprio come non fosse un lavoro, cioè come quando tu stai tutta la giornata su Facebook e su Instagram, e io uguale sul mio lavoro. Cancella Facebook, cancellalo subito, ti ruba la vita, ti mette in testa solo cose stupide e soprattutto arricchisce quelli grandi, hai capito? No, quelli grandi, i poteri forti, cospirazione, no, quei grandi nel senso meta business, che sarebbe società di Mark Zuckerberg, eccetera, eccetera, e sfruttano te come dipendente, hai capito? Perché i tuoi movimenti ti fanno fare movimento a loro, fanno andare sul valore delle pubblicità, e loro guadagnano un casino di soldi con te che lavori gratis per loro. Chiudi subito Facebook. Guardati il tempo e l'energia che impiega uno su Facebook, investilo sul lavoro, attento a quante migliaia di euro che volano così per aria. O meglio, perché quelli di Facebook sono stati geniali e ce l'hanno messa nel culo a tutti, perché anche io ho avuto i social network, quindi anche a me ve l'avevano messa nel culo. Ma prova invece di giocare a fare il loro dipendente a gratis senza stipendio, prova, non so, a inventarti, a farti un e-commerce o a inventarti un modo per fare i soldi, hai capito? Magari sei bravo a cucinare, fatti un canale di cucina, che cazzo ne so, cioè prova a trovare un'altra passione, perché guarda, che non sia Facebook e Instagram, perché io vedo che, guarda, conoscenti, clienti, amici, parenti, se tutti con sto Facebook da mattina a sera, tutto il giorno, è veramente, è tempo, energia che se lo investi in altre potenzialità, in altri canali, in altre cose, sai soldi che potresti tirare su. Per curiosità, ho voluto, proprio per curiosità mia, ho voluto lasciare andare la telefonata con questi clienti, no, che sai, quelli petulanti che parlano ore e ore al telefono, da stamattina, occhio, ok? Bene, dopo magari io sono esagerato. Boh, vado a letto con la testa che mi scoppia, ma non per il lavoro, per le scoregge del cane, porca miseria. Cara del Signore, e anche là veramente non sono esagerato. Un pitbull molto anziano, che scoreggia, dentro un camper molto coibentato, ti assicuro che è una cosa veramente molto molto dura. Se deve stare sempre con finestre, porte e tetto spalancato e continuo, miseria. Si va che finì l'inverno, porca miseria, è sempre freddo qua dentro. Certo che di 4 camper che ci sono stati qua, tutti e 4 sono dei tu delle puntine, mi sento famoso, me caro. Ma in più quando mi alcolizzate così, vedi tu sta birra artigianale, mi sono contento. No, scherzi a parte, l'ho detta scherzando, ma è vero, sono contento nel senso che apprezzo. Non ho capito, uno ti fa un pensierino, tu non apprezzi? Non è che vado matto di queste zucchine impanate con la farina di riso. Dighe CP, sì, dighe. Ma è che mi sento cuoco, ok? Mi bestemmieranno dietro, mi crocefficeranno, ma non lo so. Cioè, mi sento di far qualcosa, perché non ho mai... vabbè, la mamma e la nonna, per carità di Dio, non si toccano. Però, da quando sono andato a vivere da solo, ho avuto tante tose, ma nessuno ha mai saputo cucinare, neanche Alessia. Pertanto, la mia vita gastronomica, è vero che fumavo, quindi non avevo gli appetiti che ho adesso, era veramente molto scarna, molto frustrante se avessi avuto dell'appetito, senza ombra di dubbio. E quindi per me riuscire a fare un qualcosa, a parte anche un po' genuino e sano, ma un qualcosa che è del diverso del comprato al supermercato e cucinato, per me è tanta roba, perché io praticamente sempre vissuto che qualsiasi cosa prendo, cioè la prendo già fatta e io non è che cucino, io riscaldo, hai capito? Qualsiasi cosa, se quando ero vegano, vegetariano o magna cadaveri o qualsiasi cosa, io semplicemente compro e cucino, cioè scaldo, cucino, insomma, ecco, la roba più complicata, magari se è una carbonara, ciapa, ecco. Beh, alla fine mi dirà, beh, anche le zucchine se complicate tanto quanto a carbonara, sì lo so, però mi dà quella... Magari impanare verze, a tu presente, impanatura de verze. Crostini con verde, verde soffegae, verde scaltrie, verde roste, verde nervetti, verde costesine, salsa de verde, zamponco e verde, supa de verde, minestra de verde, verze scampi, riso e verde, involtini de verde,
polenta e verze, crostinico e verze e occa al forno, polpettone de verze, ravioli ricotta e brodo de verze in agrodolce, salsiccia e cuori de verza, budin de verze pasticciate, verze col crème, pasticcio de pranzinco e sorbetto gusto gelatina de verze in sapore, risi e bisico e yogurt e Guarda che succoi, che felicità, e perché non ti mangi? Perché so io cucinare? Dimmi perché non conosci il testo di sta canzone, perché te sì degli anni 90, 2000, te sì un bocciassa, Dio caro, ste qua era musica di una volta, cioè per carità, era infinitamente meglio una volta di sta canzone qua, però insomma, piuttosto de che merda che ascolto adesso, cioè che sento girare adesso, era meglio Minghi e Mietta. Anche se poi era Aleandro Baldo e Francesca Lotta. Non so perché mi viene sempre a dire Minghi e Mietta con sta canzone. Ci chiederemo come mai, ecco perché il mondo sa tutto di noi, tranne Singano Dio caro, perché difatti anche a Minghi e Mietta hanno cantato Vattene amore, a meno che non siete a far confusione con le canzoni, perché è passato tanti anni, però dovrebbe essere sempre appunto Vattene amore in tutti e due i casi, no? Mamma mia che spettacolo che stanno vedendo, il colore lo vedi brutto nell'iPhone, il colore in realtà è un po' più sull'arancione, tu lo vedi su quel giallo verde che è veramente brutto da vedere, però insomma, purtroppo insomma, anche un telefonino il bilanciamento al bianco lo fa, com'è che lo fa assumere il bilanciamento al bianco, tu capisci, anche se preferisco il rosso. Messaggi subliminali che è ora di pappe di Emi, tanto lei non sente, attento, pappe. Hai visto il labiale? Hai sentito la vibrazione nell'aria della parola pappe? Da quanto... Sì, lo sai, vedi? È sorda, sì, ma da quanto ami quella parola, la parola pappe, esatto, cioè tu senti proprio lo spostamento dell'aria che le mie labbra hanno creato per dire pappe, vero? Ah, sti cani! Ho guardato un video di camper, mi sono venuti fuori 200.000, no, non li... per correttezza, per rispetto non inquadro, mi sono venuti fuori 200.000 milioni di youtuber che parlano di camper mai visti in vita mia. Che cazzo è sta roba? Ho letto non so quanti Vantour e Camper Tour. Porca troia, che cazzo è? Allora, Permuto Van Life con Vantour e Camper Tour, ok? Ero rimasto alla moda quella indietro. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero.